legge regionale di riforma degli ambiti territoriali sociali è in realtà da aprile, ma usando una metafora, al momento c'è solo il gioco, mancano le regole. Il sindacato dei pensionati FNP CISL del Veneto, insieme alla sigla della funzione pubblica e con il supporto dell'intera CISL, ha avviato un'intensa attività di studio e confronto per dialogare in modo proficuo sia con la regione, che deve scrivere quelle regole, sia con i futuri ambiti, gli ATS, chiamati ad erogare i servizi sociali che non saranno più in capo ai singoli comuni. Il 21 giugno si è tenuto a Treviso un convegno che ha visto la partecipazione di esperti di welfare, tecnici e rappresentanti degli enti locali, un'occasione per discutere sulle opportunità e sulle criticità della legge regionale sugli ATS. Rappresenta una grande opportunità per ridefinire tutto il sistema del sociosanitario. Noi dobbiamo in primis come sindacati intercettare tutti i bisogni dei nostri anziani, dei fragili, di chi è solo, degli immigrati ed essere portatori poi in proposte in questa nuova rete di comuni che si facciano carico di tutti i problemi e le tematiche del sociale e le poi rappresentino e le trasformino in azioni attive, propositive e strutturate, ma soprattutto di forma di sostegno nei nostri territori. Durante la giornata si sono alternate l'analisi della legge regionale e l'illustrazione dell'esperienza già concreta del Friuli Venezia Giulia, che ha una legge sugli ATS dal 2006. Anche gli enti locali hanno portato il loro contributo e dato che l'operatività dei nuovi ATS è tutta da scrivere, la Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, Mirella Zambello, ha spiegato le incertezze percepite dalla categoria, incertezze condivise dal sindacato. La qualità dei servizi passa anche dalla qualità dei professionisti che ci lavorano dentro. E noi dentro i servizi sociali abbiamo assistenti sociali ma abbiamo anche tanti lavoratori ed è giusto che in quello che sarà l'iter che ci porterà a avere gli ambiti territoriali del sociale, il personale che oggi già ci lavora dentro e quello che ci lavorerà possa trovare anche quella motivazione, perché come dicevamo all'inizio l'ambito del sociale è un ambito faticoso e per restarci dentro ci vuole tanta motivazione. La riforma avrà tempi lunghi per essere realizzata, 6 mesi per i decreti attuativi e 2 anni per la messa a terra. È convinzione della CISL che questo tempo debba essere utilizzato per organizzare un sistema efficace di offerta e gestione dei servizi sociali. Gli ATS possono e devono diventare soggetti di sviluppo territoriale. Siamo impegnati a garantire la natura pubblica di questi nuovi enti. La legge lo prevede, ma il modo in cui verranno formalizzati sarà importante, non solo per garantire il contratto pubblico per i dipendenti, ma anche perché va garantita la possibilità di interscambio e di collaborazione stretta sia con le ULSS da una parte che con i comuni dall'altra. Quindi questa, diciamo, è la criticità più importante sulla quale vogliamo vigilare.